Buonasera, ben ritrovati in diretta con Friuli in Comune. Come ogni giovedì dalle 21 alle 22:30 vi portiamo a scoprire il territorio della nostra regione. Quest'oggi ci spostiamo nel Pordenonese, andiamo a Maniago dove c'è un comune molto interessante. Ne parleremo durante la puntata di questa sera con gli ospiti in studio e anche in esterna con Davide Sciachitano e poi come al solito con i servizi delle nostre Angela Accaino e Monica Nardini. Vado subito a presentare gli ospiti di questa sera, il sindaco Andrea Carli, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Il presidente della Proloco Francesco Pattanaro, buonasera. Buonasera. E l'artigiano d'eccellenza, l'artigiano del coltello, non potrebbe essere altrimenti, Bruno Bruna, detto Grasciut. Buonasera a tutti quanti voi. Abbiamo voluto proprio dire anche, utilizzare il soprannome, il cognome friulano perché è importante, Grazie, vero? certo. Perché è così importante? Ve lo stava raccontando prima di andare in Perché diretta. fa parte della tradizione del nostro paese. Nei paesini di solito tutte le famiglie vengono conosciute non per il cognome, ma per il soprannome. E sui coltelli poi ci si Sui firma coltelli così. ci ho messo proprio questa sigla, questo logo, proprio per ricordare, diciamo, la natura del mio paese. Maniago però non è solo la città dei coltelli, è anche la città di tanto altro, lo scopriremo insieme, lo scopriremo anche con gli ospiti che abbiamo in esterna, in sala consiliare, insieme a Davide Sciachitano. Buonasera. Sì, buonasera Valentina, buonasera al sindaco e ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Siamo qua in sala consiliare a Maniago, tanti gli ospiti che ci hanno già raggiunto, altri invece ci raggiungeranno fra poco perché siamo stati colti da una piccola grandinata, da una pioggia, ma insomma tutto va avanti come deve. Passo subito a presentarti gli ospiti di questa sera, Valentina, cominciando da Giancarlo Boareto, fondatore della Lega Handicap e della cooperativa San Mauro, poi abbiamo Cristina Acquerin, assessore al commercio e al turismo, che ci ha dato una grande mano ad organizzare la serata, Massimo Scrofani, assessore allo sport, ci raggiungerà Nicola Bonacci, presidente del consorzio dei coltellinai, e poi ancora Renato Borghese, presidente dell'associazione sportiva Calcio Maniago, Paolo Piccoli dell'associazione sportiva Maniago Libero, poi è arrivata adesso Chiara Selva, campionessa italiana di mountain bike, e ancora conosceremo Flavio Rosolen, presidente dell'Ascom, i commercianti di Maniago, Aurelio Roveredo dell'associazione ASLA, Lisetta Totis ci raggiungerà, vicepresidente dell'Eco Museo, e abbiamo poi dei piccoli grandi ospiti, ovvero il settore giovanile del calcio Maniago, oltre che l'associazione dilettantistica Basket Maniago. Insomma, tante persone, tante cose da raccontare qui dalla sala consiliare di Maniago. A fra poco. Grazie Davide. Allora cominciamo come di consueto con la nostra scheda di presentazione a cura di Angela Accaino. Dici Maniago e subito pensi alla città del coltello, un binomio inscindibile che ha origini antichissime. Era infatti il 1453 quando il conte Nicolò fu autorizzato dalla Serenissima a derivare delle acque dal Colvera, la cui forza motrice mise in funzione i primi magli a testa d'asino dei battiferri maniaghesi. Si cominciarono così a produrre utensili per l'agricoltura, prima spade e armi poi, e infine forbici e coltelli di qualità, ancora oggi punto di forza dell'economia cittadina. Una storia ben raccontata nel Museo Coricama. Ma in passato l'economia di Maniago era legata anche all'attività della filanda, dove vi lavoravano soprattutto le donne. Ad oggi è rimasto solo lo storico edificio, sede della biblioteca. Ma Maniago è anche la grande piazza Italia con la fontana ottocentesca. Quante cose si potrebbero fare qui, dicono i maniaghesi. E poi ancora la loggia comunale risalente al 600 e il Duomo di San Mauro in stile romano-gotico che custodisce opere di Pomponio Malteo, cui è attribuito anche il leone di San Marco con lo stemma del casato sulla facciata di Palazzo Dattimis Maniago. Il suo parco si estende fino alle rovine del vecchio castello, da cui si gode una splendida vista. Maniago ha quasi 12.000 abitanti, tra il capoluogo, le frazioni di Campagna ed Andolo e le località di Fratta, Maniago di Mezzo, Maniago Libero e Ultimanata, se così si può dire, Sud Ferrovia, dove negli ultimi decenni sono sorte molte attività ricreative. I maniaghesi vorrebbero però ancor più punti di aggregazione, iniziative e interventi per rendere più viva la città. Qualcosa verrà sicuramente fatto grazie ai fondi europei denominati PISUS, sono in arrivo 6 milioni di euro. In progetto c'è anche la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali. Si va di corsa in bicicletta a Maniago
Maniago, che a inizio giugno ospiterà la Coppa del Mondo di paraciclismo nel nuovissimo Palasport. Di corsa in bici anche perché il treno è ancora fermo. La Gemona Sacile, chiusa dal luglio 2012 per uno smottamento, è ferma al palo. Dovrebbe essere però addirittura d'arrivo uno studio di fattibilità su una sua riapertura. Un viaggio in treno, ammirando il paesaggio della Pedemontana, è forse il modo migliore per giungere nella città di Maniago. Allora, questa è la nostra consueta sintesi, cerchiamo in pochi minuti di raccontarvi le particolarità di ogni comune, di ogni territorio, non sempre ci riusciamo perché esaurirle è difficile, anche se comunque poi nell'ora e mezza successiva cerchiamo di approfondire. Sindaco, qual è la fotografia attuale del comune di Maniago? Beh, Maniago è certamente una comunità che ha delle solide radici basate su una tradizione, come abbiamo vista, basata sulla lavorazione del coltello, ma che guarda certamente al futuro. Partendo dalla lavorazione del coltello ci sono molte attività che in realtà hanno saputo innovare. Possiamo anche dire che quindi in questo momento, in questa fase economica, c'è anche una sostanziale tenuta per quanto riguarda le attività produttive. Questa è una cosa incoraggiante. Una cosa incoraggiante anche perché insomma è un periodo difficile non solo per Maniago, non solo per la regione, ma insomma per tutta l'Italia, e quindi chiaramente avere la possibilità di poter diversificare anche, perché insomma chi si è provato a concentrare sempre sulla stessa cosa, abbiamo visto anche alcuni distretti, poi ha sofferto. Sì, tra l'altro durante l'estate, per la precisione l'ultimo fine settimana di luglio, noi ogni anno proponiamo l'edizione di Coltello in Festa, e quest'anno proprio cercheremo anche di mettere in evidenza come non ci sia solamente la lavorazione del coltello, ma a partire dal coltello proprio ci sia stata un'evoluzione che ha consentito veramente ad alcune aziende di diventare leader mondiali. Al di là dell'economia, della fotografia del momento economico, per cui ci sono dei segnali incoraggianti, la sua giunta su che cosa sta lavorando? Beh, stiamo lavorando molto sulla promozione del territorio. Noi abbiamo un territorio che fa parte delle cosiddette valli Dolomiti Friulane, è un territorio molto bello che ha bisogno di essere conosciuto verso l'esterno. Abbiamo la Valcellina che certamente fa parlare di sé per il campanile, per tutte le sue bellezze naturali, ma ci sono molti altri luoghi che sono particolarmente ricchi e degni di essere visitati. Quindi l'iniziativa da parte della nostra amministrazione, soprattutto facendo sistema con le altre amministrazioni del territorio, è proprio quella di promuovere i luoghi della montagna pedemontana pordenonese. Ecco, si parlava proprio nel servizio di apertura dei fondi Pisus, sono dei fondi che esistono anche per altre realtà locali regionali, sono stati sbloccati, che cosa si potrà fare con questi fondi? Beh, il progetto di cui Maniago è risultata aggiudicataria è un progetto molto articolato, perché in realtà è caratterizzato da una quindicina di interventi. I più importanti sono rivolti certamente alle piccole e medie imprese, quindi ci sarà certamente un impulso per quanto riguarda le attività commerciali e attività produttive in generale, ma ci saranno anche degli interventi proprio legati alla vivibilità del territorio, quindi molti interventi saranno mirati proprio anche alla creazione di percorsi ciclabili e poi anche all'efficientamento energetico, giusto per citarne i principali. I principali, perché ovviamente si tratta di fondi che vanno a coprire diversi ambiti, non solo quello economico, ma proprio quello della valorizzazione del territorio in generale. Ci sono degli interventi che tra l'altro creeranno degli itinerari con i comuni confinanti, quindi con i comuni di Montereale, di Vaionte e anche con la Valcolvera per arrivare fino al comune di Frisanco. Questo proprio per cercare di ampliare un pacchetto di offerta turistica per gli amanti del turismo lento. Tra l'altro mi sembra che ci sia una collaborazione fra i vari comuni limitrofi che sta funzionando, state facendo squadra. Sì, io devo dire che da questo punto di vista sono molto contento. È un lavoro che viene portato avanti con tutti i colleghi, nel corso degli anni si è creato un clima di forte collaborazione, esiste già un'associazione intercomunale che attualmente comprende 15 comuni. Per quello che riguarda invece la nuova attuazione della riforma delle autonomie locali, noi in realtà stiamo già lavorando da tempo, ci incontriamo ogni settimana. Ieri sera eravamo per dire a Erto,
e c'è veramente un clima di forte collaborazione, perché siamo consapevoli che nessuno da solo potrà fare nulla in futuro. Riforma che tra l'altro è stata anche spesso criticata, non da tutti i comuni, però da molti. Ci sono state forti polemiche. Mi sembra che questo non riguardi il vostro territorio, o mi sbaglio? Io ovviamente non posso parlare per bocca dei miei colleghi, però io penso di poter dire che da noi ci sia una consapevolezza di fare sistema non solo per mettere insieme i servizi, il che sarebbe già una cosa importante, ma perché c'è la necessità di fare squadra per creare delle azioni per lo sviluppo del territorio. C'è una consapevolezza importante, noi già partivamo 3 anni fa con la precedente riforma, eravamo pronti per fare l'unione dei comuni montani e adesso non vediamo l'ora di partire proprio con questa nuova avventura, quindi ci stiamo preparando al meglio. Al di là della valorizzazione del territorio, quindi dello sfruttare questi fondi, la vostra collaborazione in che cosa si esemplifica anche? Da un punto di vista di azioni amministrative sul territorio? Beh, certamente noi vogliamo anche creare una città più vivibile. Da questo punto di vista cerchiamo soprattutto di creare anche un clima di partecipazione e di collaborazione, per esempio fra le numerose associazioni che sono presenti sul territorio. Questo perché siamo anche consapevoli che è necessario un po' l'intervento e la responsabilizzazione dei cittadini. Da questo punto di vista ritengo che ci sia una risposta più che positiva e soprattutto c'è anche una buona interazione per quelle che sono le proposte che vengono fatte in merito anche alle iniziative che vengono realizzate di volta in volta nel nostro comune. Tra l'altro, se non mi sbaglio, Maniago è un territorio, un comune che sta sperimentando, forse primo fra tanti, fra tutti quelli che arriveranno poi in regione, la nuova riforma sanitaria. Anche questo è stato una delle decisioni, oltre alla riforma degli enti locali, che è stata più contestata, più utilizzata anche da parte delle opposizioni come strumento di critica nei confronti della giunta Serracchiani. La riforma sanitaria a Maniago in parte è già realtà, perché mi sembra che ci sia da un anno una sorta di sperimentazione per cercare di capire come si può sviluppare un servizio ospedaliero, un servizio di prossimità che sia utile al cittadino. Sì, devo dire che inizialmente avevamo avuto qualche perplessità sui tempi di attuazione, però ritengo che l'essere, se vogliamo, il progetto pilota per questo modello regionale può costituire certamente anche un vantaggio. Sicuramente per il fatto che c'è una necessità di far sì che questo modello risulti vincente e quindi anche replicabile in altri luoghi. Va detto che l'ospedale di Maniago, se vogliamo, ha avuto una storia negli ultimi 30 anni per la quale aveva già avuto una graduale diminuzione per quello che riguarda i servizi. Quello che è importante adesso, chiaramente con anche le esigenze della popolazione che sono molto modificate, perché si va verso una popolazione che diventa con un'età sempre mediamente maggiore e soprattutto con lo spopolamento delle valli, c'è l'esigenza di fornire soprattutto servizi per il territorio. Questa è la grande sfida, soprattutto la grande sfida sarà anche quella di garantire i servizi legati alle emergenze che siano di grande qualità. Allora, abbiamo al telefono proprio Paolo Bordone, il direttore dell'azienda sanitaria numero 5, che si è occupato di seguire in prima persona questa trasformazione dell'ospedale di Maniago, che sarà realtà anche per altri comuni in regione. Allora, buonasera direttore, che cosa è cambiato rispetto a prima a questo punto? Buonasera a voi, buonasera al sindaco che è in studio. Beh, è cambiato, come ho sentito dalle parole del stesso sindaco, lo spirito di collaborazione tra gli enti e l'accettazione di una sfida, una scommessa, cioè si poteva in qualche modo tentare di fare le barricate rispetto a una difesa di un ospedale che, come è già stato detto, era stato declassato ormai da alcuni decenni, non più un ospedale vero per acuti, o accettare la sfida di guardare avanti, quelle che possono essere le opportunità per una comunità, quella del Maniaghese e dei comuni dintorno, che hanno delle necessità di tipo sanitario e sociosanitario molto importanti, che hanno una popolazione anziana, che necessitano di implementazione di servizi anche a domicilio, e quindi insieme ci siamo messi intorno a un tavolo e abbiamo
colto l'opportunità e quindi la trasformazione di quella ultima parte di reparto per acuti, che era la medicina, presso l'ospedale di Maniago, rilanciando sostanzialmente un progetto generale che vede l'implementazione di alcuni servizi, alcuni già attuati con molte specialità, ambulatori già presenti nel presidio di Maniago, ma con l'obiettivo di continuare anche nel corso di questo 2015-2016 a portare ulteriori servizi su tutto il territorio, non solo a Maniago ma nella zona della montagna, ad esempio utilizzando nuove tecniche come la telemedicina, strumentazioni che danno la possibilità di seguire a domicilio dei malati cronici che invece in assenza di queste opportunità non hanno altra alternativa che il ricovero ospedaliero. Da questo punto di vista la comunità e anche l'amministrazione di Maniago, devo dire, ha collaborato e sia pur con delle perplessità anche legittime iniziali, perché il cambiamento a volte può spaventare e lo capiamo bene, dal punto di vista tecnico ne dobbiamo spiegare quali sono i vantaggi, però dobbiamo avere anche la lungimiranza di guardare quelle che sono le sfide future dei prossimi anni. Noi sappiamo che anche la comunità di Maniago, una comunità comunque importante, molto ben radicata sul territorio, ci tiene giustamente, ha bisogno di alcuni servizi di prossimità, cioè vicini alle esigenze del cittadino. Quindi sostanzialmente, lo dico ovviamente facendo una purtroppo sintesi, però a Maniago il cittadino può trovare quelli che sono i servizi che gli servono per le esigenze magari quotidiane, mentre per i servizi diciamo di emergenza e di acuti ci si deve rivolgere ad altre realtà. È corretto? Sì, diciamo che è corretto, nel senso che la dimostrazione a un anno di avvio di questa sperimentazione nel nostro modello è partito il 1° maggio 2014, quindi è passato poco più di un anno. Credo che possiamo con l'evidenza dei numeri dimostrare che è cambiato poco rispetto al 95% dei comportamenti e abitudini sanitarie di quella comunità, ma credo che con altrettanta chiarezza e fermezza è anche stato detto che alcune prestazioni cosiddette per acuti di emergenza non possono trovare e non devono trovare soluzione e risposta a Maniago, non perché non ci siano dei professionisti capaci, ma perché non c'è quell'organizzazione complessiva che è data dalla tecnologia, da una serie di reparti che solo ospedali più importanti possono avere. Su questo si è lavorato molto, sui protocolli dell'emergenza, per cui la nostra garanzia è che il cittadino di Maniago ritrovi la risposta adeguata per il suo bisogno di salute dove serve. Se serve portarlo a Pordenone, la trova a Pordenone, se serve a Spilimbergo va a Spilimbergo, o anche in ospedali fuori dalla nostra provincia, perché il nostro hub per alcune funzioni più importanti, parliamo della cardiochirurgia e della neurochirurgia, all'ospedale di Udine. Quindi attivare sul territorio servizi e risposte nell'emergenza-urgenza è il punto centrale, cioè non possiamo permetterci che cittadini si presentino nella struttura di Maniago e scoprire solo lì, a fronte di una grave emergenza, che non possono essere date risposte che necessitano purtroppo di tempi immediati e celeri, quindi entro i 30 minuti in molti casi si può salvare o non salvare una vita. Perfetto, un'ultima battuta velocissima: a giugno si farà il sunto di questa prima sperimentazione, ci sono in vista anche nuovi investimenti. Sì, è uno diciamo sul piatto sono state messe anche delle risorse importanti proprio per assecondare quelle richieste dei servizi che oggi la popolazione di Maniago chiede. Ci sono molti servizi di tipo ambulatoriale, l'area prelievi, luoghi che, come il sindaco ben conosce, non sono certamente oggi adeguati dal punto di vista del comfort, in particolare della loro funzionalità. Su questo noi stiamo per investire 1.300.000 euro di lavori che partiranno a breve, e quindi ci farà piacere illustrare anche alla comunità nella sua interezza il progetto e come si svolgeranno questi tipi di interventi. Benissimo, grazie allora al direttore dell'azienda sanitaria numero 5 Paolo Bordon, grazie per essere stato con noi. Sindaco, ci sembrava un'occasione giusta anche per spiegare alcune di queste riforme, di questi cambiamenti che i cittadini magari solo informandosi con i giornali o con la stampa a volte non hanno chiarissimi. No, questa è certamente una buona occasione. Poi tra l'altro ecco, devo anche ringraziare il dottor Bordon e comunque anche l'assessore Telesca, perché loro comunque hanno voluto fare un momento di confronto che avrà luogo proprio nel prossimo mese di giugno, proprio per fare il punto a un anno dall'inizio di questo nuovo progetto.
per verificare le cose che certamente dovranno essere migliorate, per verificare anche quelle che stanno già andando bene e quindi in qualche modo andare verso l'obiettivo di questa nuova forma di salute fornita alla nostra comunità. Abbiamo visto come Maniago sta reagendo ad alcune politiche regionali importanti, la riforma degli enti locali, la riforma sanitaria, ma adesso entriamo nel vivo e sentiamo che cosa chiedono i cittadini al sindaco. Vediamo. Un po' più di verde in piazza. Soprattutto d'estate? Sì, soprattutto d'estate, perché la piazza è bella, è vissuta da tanti e veramente se ci fosse più verde sarebbe molto più bella. Ci mancherebbe sicuramente dell'ottima musica, dell'intrattenimento proprio su questa magnifica piazza che è bella grande, per cui io sono musicista e ho già proposto, spero che un giorno mi diano ascolto, ecco. Ma un po' per i cani, che poi tutte le cacche sui marciapiedi da tutte le parti. Più attività per i bambini? Fare a livello di giochi. Siccome io lavoro in un negozio e in pausa pranzo mi piace andare a camminare, ho notato che bisognerebbe sfruttare questa bellissima natura, questi bellissimi prati, campi, magari con un percorso walking, trekking e questo insomma per tanti sportivi che amano non solo rinchiudersi nelle palestre ma anche, perché no, nella natura. Più attività per le famiglie, per le persone, per attrarre anche le persone a venire ad abitare a Maniago perché è un bel territorio ma poche attrattive. Ha tanti negozi ma non ha punti di aggregazione tranne il bar, che poi il bar si sa cosa si fa, non è il punto per una famiglia insomma. Potenziare l'attenzione verso l'ambiente, quindi magari anche per quanto possibile promuovere le attività dei giovani, ce n'è tanti che vogliono cimentarsi in questo settore, non solo per motivi economici come si dice, ma perché ci credono in un'agricoltura diversa, credono nel bio, credono in un modo di alimentarsi più sano, non è un ritorno al passato, è un protendersi verso il futuro, quindi auspico questo. Allora, questi alcuni dei pensieri che abbiamo raccolto, già ascoltandoli scattavano le prime risposte, vedevo anche il Presidente della Proloco pronto a dare delle info. Allora cominciamo, più verde in piazza, i concerti nella piazza, queste le prime richieste. Diciamo che Maniago è tradizionalmente, e la Piazza Italia in particolare, un luogo nel quale vengono realizzati spettacoli soprattutto d'estate. Ed eventi, giusto? Ed eventi. Sì. Ed eventi. Quindi se il progetto o la richiesta vuole essere quella di magari realizzare dei concerti ad ogni fine settimana, questo può anche essere magari un progetto al quale pensarci, anche perché questo determinerebbe anche una maggiore aggregazione, cosa che comunque viene fatta perché ci sono molti locali, la gente ama ritrovarsi comunque nella piazza. Il verde in piazza, magari si potrebbe creare un giardino estivo posticcio, una cosa con qualche pianta, magari per garantire un po' di refrigerio durante l'estate. Questo è un suggerimento che si può anche cogliere. Va detto che uno degli interventi del famoso progetto PISUS di cui abbiamo parlato prima, di questi fondi europei, è relativo proprio anche all'arredo urbano. Per cui da questo punto di vista, siccome ci sarà comunque un bando nel quale verranno elaborate anche varie proposte, potrebbe anche risultare magari accettabile o vincente una proposta che preveda anche maggiore verde proprio nella nostra bella piazza. Poi si parlava appunto di giochi per bambini, camminate nel verde, insomma, cosa vogliamo dire a queste persone? Allora, certamente i parchi giochi sono uno dei punti focali dell'azione della nostra amministrazione. Noi abbiamo cercato di puntare, lo faremo anche nel prossimo periodo, ad arricchire soprattutto le aree verdi nelle zone non centrali. Va detto che per quello che riguarda la zona del centro storico, probabilmente nel prossimo periodo interverremo anche con un potenziamento delle aree giochi. Relativamente al verde, ecco, mi sia permesso, al di là della piazza, penso che possano mancare tante cose a Maniago, ma non il verde. Ci sono dei percorsi attrezzati? Ci sono percorsi attrezzati, c'è un'ottima pista ciclabile che
viene utilizzata moltissimo, soprattutto da chi in realtà va a correre o va a camminare. È una pista ciclabile che per lunghi tratti è anche immersa nel verde, ma ci sono molti percorsi. E va anche aggiunto che sono stati recentemente realizzati dei percorsi a cura proprio di un medico che lavora a Maniago, il dottor Ciro Francescutto, il quale ha cercato anche di creare e sta cercando di creare una cultura legata al movimento in luogo proprio dell'utilizzo dei farmaci. E quindi entro breve avremo anche l'allestimento di alcuni percorsi con dei cartelloni, che così possano essere seguiti in maniera adeguata anche per certamente pensare al benessere. In più l'associazionismo, si parlava anche di questo, qui non si può dire niente, vero Sindaco? Ma devo dire che Maniago è caratterizzata, magari lo dirà meglio anche il Presidente della Proloco, ma Maniago è caratterizzata da un numero molto elevato di associazioni, perché si parla di un numero superiore alle 100 associazioni. Questo è un indice di vitalità, di persone che hanno voglia di stare insieme. Quindi questo è anche un auspicio al fatto che magari con la collaborazione e la partecipazione di un numero sempre maggiore di cittadini si possa anche contribuire al bene comune. Le associazioni fanno la loro parte? Beh, sicuramente fanno la loro parte, sì, non solo la Pro Maniago, ci sono tante associazioni, chi più chi meno, perché poi è chiaro che alcune associazioni diciamo non si vedono molto anche se lavorano, altre invece si vedono molto di più, soprattutto quelle sportive sono quelle che si notano di più perché chiaramente, però non sono solo quelle, ci sono le socioassistenziali, ci sono le culturali. Cioè, chi volesse darsi da fare in prima persona per il territorio lo può fare. Sì, a Maniago sicuramente. Le occasioni non mancano. Torniamo allora a Maniago in sala consiliare insieme a Davide Sciacchitano e ai suoi ospiti. Li abbiamo un po' trascurati in questa prima mezz'ora. Davide, a te. Sì, Valentina, stiamo parlando di associazionismo e di vitalità del mondo dell'associazionismo qui a Maniago e abbiamo subito due importanti testimonianze, ovvero quella di Giancarlo Boareto, fondatore di Lega Italiana Handicap e della Coop San Mauro, che si occupa in qualche modo di socioassistenzialismo. Quanto una realtà come la vostra è importante qui a Maniago? Di cosa vi occupate precisamente? Ma la Lega Italiana Handicap, sezione di Maniago, nasce nel 1988 proprio per far conoscere alla popolazione quali sono le problematiche delle persone portatrici di handicap. Naturalmente le iniziative sono parecchie, elencarle in breve tempo è impossibile, cito solo un particolare, una delle tante. La cosa più importante, e ritengo anche indispensabile, collaboriamo con l'amministrazione comunale sull'abbattimento delle barriere architettoniche. È chiaro, noi suggeriamo quali sono i punti critici, dove intervenire, l'amministrazione provvede al progetto, i progetti vengono sottoposti anche a noi, io faccio parte appunto di questa commissione, che diamo i nostri pareri. Quindi è una delle tante cose. Poi una cosa importantissima che ha fatto secondo me la Lega Italiana Handicap è di avviare un'attività lavorativa per dare uno spazio, un inserimento lavorativo alle persone con handicap. Quindi nasce nel 1993 la cooperativa sociale San Mauro di Maniago. Attualmente la cooperativa di cui io sono presidente, amministratore e volontario, occupa una trentina di soggetti disabili. Cerchiamo di impegnarli in lavori semplici, di piccoli montaggi. Naturalmente il tutto è sostenuto dal volontariato, sia l'amministrazione, i consulenti esterni, sono tutti volontari che partecipano per la gestione di queste attività. Persone che arrivano anche da altri comuni. Sì, certo, ci allarghiamo ai comuni da Spilimbergo, arrivare a Malnisio, tutta la parte Montereale, e ci allarghiamo su tutto il mandamento, diciamo. Quindi sono una trentina di ragazzi che arrivano dai vari paesi, arrivano o col pullman oppure con i pulmini, vengono accompagnati direttamente alla cooperativa San Mauro, chi fa un part-time a mezzogiorno torna a casa, chi invece si ferma tutto il giorno, a mezzogiorno vanno a pranzo al centro del NIP dove c'è la mensa centralizzata e ritornano al lavoro al pomeriggio e ritornano a casa la sera.
Grazie Valentina. Un'altra realtà molto importante qui a Maniago è l'ASLA. Abbiamo qui il suo presidente Aurelio Roveredo. L'ASLA che si occupa di ricerca, di raccogliere fondi per la ricerca per l'ASLA e che unisce sport e disabilità. In che modo? Allora, prima cosa, io non sono il presidente, sono un consigliere, sono il papà del presidente Michele Roveredo. L'ASLA è nata per creare un punto di supporto ai malati di SLA e alle loro famiglie. I principi, gli obiettivi che ASLA si è prefissa, l'ASLA parlo che ha la sede a Veggiano di Padova, sono quelli di dare un supporto ai malati quando devono avere bisogni e confrontarsi con delle realtà sanitarie che diventano problematiche. Queste danno aiuto per affrontare le autorità sanitarie competenti. Poi si allargano per far conoscere la malattia, essendoci portavoce in giro, perché se noi andiamo indietro basta andare indietro di 5 anni, la SLA non si sapeva cos'era qua, almeno. E piano piano con delle realtà invece far conoscere così sappiamo realmente cos'è e cosa si va incontro. Siamo impegnati, oltre che far conoscere la SLA, anche sulla raccolta fondi per destinare alle strutture ospedaliere perché curino i malati e dopo alla ricerca, principale alla ricerca. Su queste basi che noi ci siamo accorti e abbiamo visto, perché ho una realtà locale in casa che ho la moglie malata di SLA, ho visto Padova una strada proprio che lavorano seriamente e sul nord-est hanno 350 pazienti che controllano. Su questo punto ho la fortuna di avere un figlio che è presidente, gli è venuto in testa di girare tutta Italia, girare un po' di qua e di là per far conoscere questa realtà. Questo ha portato dei frutti che stiamo lavorando, che stiamo portando, che ci ha dato anche la possibilità di aprire adesso non solo aiutare Padova, ma Padova ci ha obbligato oppure ci ha insegnato che lasciare sul territorio quello che si raccoglie. E abbiamo aperto con la neurologia di Pordenone, col professor Passadore, e piano piano si cerca di creare un centro di riferimento anche nella nostra provincia, perché Padova è al di sopra della realtà. Invece piano piano, proprio con l'appoggio di Padova, cerchiamo di aiutare e di formare nella nostra provincia questa realtà. Piano piano ci stiamo lavorando. Abbiamo già, insieme con un'altra società, l'AISLA, abbiamo donato un elettromiografo con un stimolatore magnetico alla neurologia di Pordenone. Questo c'è stata l'apertura e ringrazio il professor Passadore che sta prendendo per mano questa realtà, che se non c'è la testa, se non c'è qualcuno, qualche primario che si impegna, non si arriverà mai a fare qualcosa. Grazie, grazie del buon lavoro. Valentina, non possiamo non ricordare che poi qui il 5, 6, 7 giugno a Maniago la Coppa del Mondo di Paraciclismo, un evento che unisce sport e sport per tutti, sport e disabilità, dopo che l'anno scorso ci fu la tappa del Giro d'Italia. A tra poco. Grazie Davide, ne parleremo fra pochissimo, però andiamo velocemente in pubblicità. Di nuovo collegati in diretta con Friuli in Comune, abbiamo sentito dalla voce degli ospiti di Davide Sciacchitano che ci sarà un importante avvenimento sportivo di sport per tutti, di discipline sportive per tutti. Sì, sarà un evento molto importante per Maniago, come diceva prima appunto Sciacchitano, a un anno dalla tappa del Giro d'Italia Maniago ospiterà una 3 giorni con la Coppa del Mondo di Paraciclismo che sarà anche valida come qualificazione alle Paralimpiadi di Rio. Ci saranno tutti i maggiori campioni a partire da Alex Zanardi. Abbiamo fatto la serata di presentazione la scorsa settimana, Palasport strapieno, quindi è 1 migliaio di persone. Soprattutto abbiamo cercato di trasferire un messaggio importante. Sarà un evento sportivo, ma sarà soprattutto anche un evento che vuole mirare a sensibilizzare le persone alla pratica sportiva per tutti.
Saranno coinvolti anche i comuni del territorio, perché è prevista per venerdì 5 giugno una cronometro che partirà da Villa Carnera di Sequals e quindi poi si svilupperà lungo i comuni limitrofi per arrivare in Piazza Italia. I 2 giorni successivi, quindi sabato 6 e domenica 7, invece si svolgeranno le gare nel circuito cittadino e il tutto si concluderà domenica sera con una staffetta ad effetto. Gli atleti sono quasi 500 da tutto il mondo. E quindi la cosa anche di maggiore soddisfazione è proprio che, per dire, tutti gli alberghi del territorio saranno strapieni per oltre una settimana, quindi ci sarà anche una ricaduta economica molto importante. Molto importante, questo è uno degli aspetti di questo tipo di eventi sportivi, non solo a Maniago ma in tutta la regione. Alla fine il turismo legato al mondo dello sport è importante. Turismo FVG crede molto in questa manifestazione, la Regione ci ha creduto e ha sostenuto questo tipo di evento e noi crediamo che attraverso la Coppa del Mondo di Paraciclismo certamente si possa promuovere anche l'immagine dell'intero Friuli Venezia Giulia. Sarà presente certamente anche uno stand proprio per promuovere di fronte alle persone che verranno da tutto il mondo anche i luoghi più importanti e più belli del Friuli Venezia Giulia. Della nostra regione. Maniago cerca di promuoversi anche attraverso gli eventi sportivi, ma rimane conosciuta ai più per la tradizione nell'arte del coltello. Abbiamo qui un artigiano molto conosciuto del posto, che è in grado di spiegarci in che cosa consiste questa tradizione così antica e così importante. Niente, io sto portando avanti una tradizione come si lavorava una volta, cioè totalmente a mano. Adesso ci sono i laser, ci sono le macchine a controllo numerico, giustamente queste attrezzature diciamo oggi sono valide per le aziende di Maniago, altrimenti lavorando così con pochi pezzi farebbero fatica ad andare avanti. Io porto avanti questa tradizione perché è sempre stato il mio lavoro, però è sempre stata anche la mia passione. Ho cominciato da bambino e lo sto ancora facendo, finché posso farlo continuerò a farlo. Ha cominciato perché ha avuto un esempio in famiglia? Sì, mio nonno faceva coltelli, mio papà faceva coltelli e di conseguenza ho portato avanti la tradizione. Non c'era verso di sfuggire? No, perché in quei tempi si trovava lavoro subito, non c'era tanta passione di studio e le opportunità erano quelle. Ecco, come stiamo vedendo questi oggetti che magari proviamo anche a mostrare in favore, ecco, magari se non andiamo nel totale, mentre io sto facendo il gesto di mostrare il coltello, ecco, adesso lo sta mostrando proprio Bruno Bruna e questo è uno dei suoi coltelli. Come nasce un oggetto come questo? Ma intanto nasce da un'idea, da una forma. E quindi faccio, diciamo, la forma in un pezzo di cartone, in un foglio di carta e cerco una sintonia. Cioè il coltello è sempre fatto da un manico e una lama, però deve essere un assieme che ci sta, deve stare bene insieme. Dopo scelgo anche i materiali. Per esempio con queste forme così molto spigolose, molto appuntite, non potevo mettere manici di legno o qualcosa del genere. Ho pensato sempre di mettere del titanio e sempre dell'acciaio. Il che per dare questo senso di brillantezza l'ho arricchito con dei diamanti, 5-10 diamanti. Che non portano via niente al coltello, come forma potrebbe stare anche senza, però danno quel senso un po' più di preziosità al coltello stesso. Cioè un coltello così è realizzato interamente a mano, cioè io non ho macchine, non ho frese, niente, solamente una nastatrice, una mola, un trapano e lime e carta abrasiva. Ci sono un sacco di ore di lavoro, si sa quando si comincia. Quante ore di lavoro ci sono? Ma non le calcolo perché si sa quando si comincia e non si sa quando si finisce. Perché si comincia sono mesi così. Di lavoro? Beh, un coltello così c'è anche qualche mese di lavoro. Diciamo. Qualche mese di sono lavoro. Pezzi unici, interamente unici. E la differenza rispetto ad altri prodotti che si possono trovare, al di là appunto dell'essere fatto in maniera artigianale e quindi ovviamente più preziosa e più curata, sono più leggeri, tagliano meglio, qual è la particolarità? Sono pezzi unici, la particolarità tagliano come gli altri, però sono coltelli da scatola, dico sempre, sono coltelli da collezione, come uno colleziona i quadri, come uno colleziona biciclette, qualsiasi cosa, questi sono pezzi da collezione e c'è un mercato, diciamo, ci sono molti appassionati. Appassionati. Sì. Vediamo anche gli altri che sono anche più creativi così nella decorazione. Ecco, questo sempre è un chiudibile, è sempre realizzato totalmente a mano anche questo. È tutta la cassa in titanio e la lama è tutta lavorata e lucidata anche all'interno, sempre con carte abrasive.
È un funzionamento, si chiama movimento liner lock, e che si può aprire anche con una mano. La particolarità anche di questi coltelli è che devono essere precisi, cioè si trovano dei perni standard, dopodiché bisogna creare la misura ideale mettendo delle bronzine all'interno in modo che sia tutto fisso, però deve essere fluido. Quindi ci sono un sacco di ore, monta, rimonta, si mette su nel trapano, gratto 2-3 centesimi, poi torna a mettere su, fin quando ottengo la fluidità desiderata. Giusta, corretta. Ecco. Anche tutte queste lavorazioni qua le chiamano file work, sarebbe lavorazioni a lima. Sì. Bisogna contare le limate una per una, in modo che non siano diversificate, devono avere tutti quanti la stessa consistenza. Lavoro con la lente per poter fare questo lavoro. Proviamo magari a fare uno zoom per capire come è realizzato questo oggetto, perché davvero senza mostrare nel dettaglio non si capisce quanto può essere prezioso un oggetto del genere e anche quanto lavoro viene fatto. Proviamo anche a mostrare l'altro lato, che così... Ecco. Tutto titanio, dopo gli ho fatto fare un'incisione, perché io faccio degli screens, ma questa incisione qua l'ho fatto fare da un professionista, e più per dare un po' di calore, diciamo, visto che è tutto totalmente in titanio, sembrerebbe proprio un piastrone, azzardando così, ci ho fatto mettere 3 rubini. Anche lì pietre preziose, Pietre ma quindi preziose. è un po' un vezzo questa della pietra preziosa? Non sempre, dipende da che articolo devo fare. Ecco, su questi qua ci Cosa stanno. le richiedono? Cosa le richiedono di più? Ma niente, questi qua sono pezzi che faccio così, a idea mia, per me, dopo fa parte della mia collezione, un domani lascerò ai miei figli o a qualcuno così. Per esempio anche questo è un altro piccolo oggetto. Questa è una lama in damasco, cioè sarebbe un sandwich di acciai, per chi non conosce la cosa. In pratica fanno un pacchetto, lo battono, lo piegano, lo torgono, per ottenere questo risultato. Cioè hanno già l'idea in partenza di come girarlo, di come metterlo e arrotolarlo, il damasco, in modo da ottenere questo disegno qua. Effetto. Quindi c'è una preparazione, oltre all'abilità di saper modellare, diciamo, l'acciaio. Ecco, questa barretta l'ho comprata a Grezza, dopodiché ho fatto tutto il coltello. Questo è a balone, che sarebbe una madreperla molto pregiata, e tutto il manico è inossidabile, anche questo è tutto lavorato interamente a mano. Ha lavorato interamente a mano anche questo mesi e mesi di lavoro. E insomma, non so, le ore non si contano, ecco, come tutti questi pezzi, non si contano. Quanti siete rimasti a fare questo lavoro così, anche immagino Ma a Maniago, difficile? diciamo, ci sono tanti bravi artigiani. Però non so se tutti quanti lo fanno con passione, era il loro lavoro, quindi dicono adesso vado in pensione, sono stanco di quello che facevo, mi dedico a altre cose, no? Uno va in bicicletta, uno va a funghi, a me è rimasta sempre questa passione, nonostante sia stato Ha piacere di continuare sì, a fare questo tipo di attività. Sì. E negli anni qual è stata la richiesta più strana, la cosa più particolare che ha fatto? Ma un aneddoto, una volta c'è stato un signore che voleva una spada, una katana. Lui aveva già un pezzo, solo che aveva la lama in alluminio. Aveva un certo peso, erano mi pare 950 grammi. E mi ha chiesto se la facevo inossidabile. Però l'inossidabile pesa molto di più. Tra l'altro la lama la voleva romboide. Insomma, ho dovuto pensare un po' come poterla fare e sono arrivato a 970 grammi. 970 grammi anche se era il materiale più pesante. E come ci è riuscito? Pensando più sulle dimensioni, cioè un'imitazione deve essere un'imitazione, non si può sgarare sulle misure. Quindi ho dovuto pensare a degli sgusci o al spessore del materiale della lama, del manico, in modo per ottenere questo peso. Questi oggetti poi ovviamente non vengono utilizzati, no, giusto? Questi non vengono utilizzati. Comunque cerchiamo di dare un messaggio confortante. Sì, non vengono Sono utilizzati. degli strumenti ovviamente che sì, possono... sono sempre coltelli che tagliano come gli altri, però giustamente non vengono utilizzati. Uno appassionato che possiede un apparato del genere, un coltello così, se lo tiene in vetrina, se li guarda. Se li guarda si riempie gli occhi della beltà dell'oggetto, sì, diciamo. Certo. A Maniago c'è un museo che proprio ripercorre queste tradizioni di cui Bruno Bruna è un appassionato difensore e questo museo appunto racconta quella che è l'epopea dei coltelli di Maniago. Vediamo. Questa è stata la sede del Coricama, che è una storica azienda di Maniago,
che è stata la prima grande fabbrica di lame appunto qui a Maniago, dove la produzione avveniva in officine di più piccole dimensioni e dove si sono sviluppati tutti i processi legati alla rivoluzione industriale, operativa dal 1907 al 72. Il percorso espositivo si articola in diverse sezioni che occupano tutta l'area dell'edificio Coricama. Diciamo che grosso modo si sviluppa la parte storica, quindi perché nasce questa tradizione a Maniago, quando e quali sono il suo presente e le sue prospettive, e poi una parte dedicata invece alle produzioni, quindi tutto quello che noi abbiamo fatto e che facciamo ancora oggi. Si rimane stupiti perché a Maniago si produce qualunque cosa tagli. Questa tradizione nasce dall'acqua e l'acqua è intesa proprio come da una roggia, nello specifico derivata a metà 400 per volere di Niccolò di Maniago, ed è stata quasi una sorta di filo elettrico, un nastro trasportatore di energia che ha cominciato a muovere i magli dei fabbri per la produzione di strumenti da lavoro grosso modo, e poi da qui è nata proprio la tradizione dei fabris da fin, che per semplificare molto possiamo tradurre come coltellinai, ecco. Il vantaggio di Maniago su altre città italiane del coltello è stato quello di adeguarsi sempre al mercato. Noi abbiamo poche produzioni tipiche, diciamo così, perché veniva sempre prodotto tutto quello che il mercato richiedeva, e questo continua ancora oggi. Per quanto riguarda il percorso espositivo, verranno introdotte delle novità a breve? Sì, a breve verrà inaugurata la nuova ala del museo, dove verrà integrata appunto con il Museo Provinciale della Vita Contadina Diogene Penzi, che è riallestito in quello che è la sede del centro di interpretazione sui mestieri. Il centro di interpretazione è una realtà abbastanza nuova per la realtà italiana, anche se è molto diffuso in altri paesi, ed è un luogo fisico in cui gli abitanti di un territorio, nel nostro caso quello di 17 comuni di quest'area delle valli delle Dolomiti Friulane, sono chiamati a ripensarsi attraverso una chiave di lettura. Nel caso di Sequals, dove c'è il primo centro di interpretazione, quella dei sassi, nel nostro caso quella dei mestieri, Polcenigo invece sull'acqua. Possiamo dare un'idea delle fatiche legate a questa professione di coltellinaio? Beh, già solo il rumore che stiamo sentendo in questo momento può illuminarci un attimino su quale fosse la fatica di stare all'interno di uno spazio lavorativo dove c'era questo tipo di rumore. Diciamo che la sordità era sicuramente una delle prime malattie professionali che colpiva chi lavorava all'interno di un battiferro. Questo modellino a che periodo si riferisce? In realtà è un riassunto della storia, nel senso che ci racconta la storia del battiferro nella prima parte, che è l'inizio della tradizione fabbrile maniaghese, ma poi nella seconda ci racconta anche come funzionava un'officina di un fabbri da fin. La particolarità del lessico dei coltellinai è proprio quella di aver mantenuto il friulano, mentre la parlata maniaghese è fortemente mescolata, diciamo così, tra il friulano e il veneto. I coltellinai parlano friulano e ci sono dei termini appunto che ricorrono in questo ambiente, che sono solo friulani. Tante le curiosità esposte nelle varie vetrine, due in particolare. Beh, intanto abbiamo le armi prodotte appunto per il cinema. La spada di Braveheart è stata prodotta qui a Maniago e allo stesso modo le armi presenti nel film Robin Hood, il principe dei ladri, una fiction Rai che si chiama Caravaggio. L'altra può essere quella dei coltelli a scatto, che è una delle passioni del mercato americano, purtroppo conclusosi nel 58, quando questo tipo di coltello diventa un'arma, ma che viene portata dopo la seconda guerra mondiale dai soldati americani negli Stati Uniti, che lo conoscono proprio come Italian Stiletto, e nasce una società importantissima a Maniago che produce milioni di coltelli a scatto che vanno verso gli Stati Uniti. Tutta la filmografia di James Dean e di quel periodo è piena zeppa di coltelli a scatto maniaghesi. Questa immagine è legata alle comunità contadine e all'arrivo del maltempo, della tempesta, che naturalmente faceva la differenza fra mangiare e non mangiare nelle produzioni agricole. E quindi era tradizione fra i contadini, all'arrivo degli spiriti della tempesta, sollevare gli strumenti da lavoro, le falci e quanto veniva utilizzato nei campi, che se ci pensiamo bene forse era anche un po' più pericoloso che non la tempesta stessa. Allora, questo è il museo, tra l'altro molto interessante, anche mi sembra che replichi in maniera fedele quella che era l'officina di un tempo. Sì, io mi ricordo da bambino, quando andavo dentro nell'officina di mio papà o di altre officine, rispecchiano veramente la realtà di quel tempo, il museo di Maniago. Infatti consiglio a chi fa un viaggetto a Maniago di visitarlo perché ne vale la pena. È vero che è un lavoro molto faticoso, non si perde un po' l'udito, insomma, la vista. Insomma, oggi come oggi no, perché nelle fabbriche
Non è come una volta, si può mangiare in fabbrica. Una volta erano più rumorose, erano più sporche, non c'erano le leggi di adesso per l'infortunistica, era tutto un altro lavorare, era molto più faticoso. Anche per via degli orari, si facevano orari dalle 10 ore al giorno, il sabato fino al pomeriggio, si facevano un sacco di ore. Era molto faticoso, adesso le cose sono un po' cambiate. Giustamente, no? Sono cambiate. Fra le iniziative che sono legate al museo c'è quello dell'apertura del centro di interpretazione del territorio. Sì, centro di interpretazione che vuole rappresentare un riferimento ai visitatori del museo, che ospita tra l'altro anche l'ufficio turistico territoriale, proprio per poter costruire dei percorsi lungo tutto il territorio delle Valli Dolomiti Friulane, dove ci sono delle cellule dell'ecomuseo, attraverso le quali si possono conoscere non solamente i mestieri che venivano realizzati, ma attraverso di essi anche i luoghi maggiormente rilevanti da un punto di vista anche del turismo. Si sta pensando anche di fare una mappatura di quelle che sono le officine ancora attive, magari che insomma, portano avanti l'attività, come il signor Bruna. Certo. Uno degli spunti più importanti è proprio quello di non lasciare unicamente il museo come luogo per la visita e la conoscenza di questa attività che è la nostra caratteristica particolare, ma è soprattutto di portare anche il museo al di fuori, proprio nelle officine. Il tutto è nato anche da un'esperienza che è nata 2 anni fa, proprio nelle precedenti edizioni di Coltelli in Festa. Sono state aperte 2 officine che ormai sono in disuso e i visitatori sono stati numerosi e sono stati anche molto felici di essere andati proprio nei luoghi dove veniva svolta l'attività. Quindi vorremmo proprio creare un itinerario, un percorso storico attraverso le officine di un tempo. Anche per capire un po' come funzionavano queste tipo di officine, queste attività che spesso non, insomma, le persone magari più giovani, gli studenti che adesso vengono a visitarle non hanno assolutamente la più pallida idea di come davvero fosse l'attività quella volta. Non solo quella volta ma anche adesso. C'è una curiosità proprio attraverso quelle attività che un tempo venivano realizzate per ottenere un prodotto finito, ma soprattutto c'è anche la curiosità verso quell'attività innovativa che viene realizzata nelle nuove aziende. Quindi il percorso sarà ambivalente da questo punto di vista e credo che sarà molto efficace e di grande interesse per i nostri visitatori. Quanto vale adesso il business dei coltelli per l'economia maniaghese? Vale parecchio, lo lasceremo dire poi anche a uno degli ospiti che sono in studio, perché abbiamo anche il presidente del consorzio Coltelli INAI. E chiaramente è un'attività che soprattutto 10 anni or sono ha risentito della concorrenza dei mercati emergenti, ma c'è stata una forte attività di innovazione. E una delle cose che mi preme sottolineare è che la qualità dei prodotti che vengono realizzati a Maniago, soprattutto perché alcune fasi della lavorazione, come quella della finitura, richiedono una capacità manuale che altrove non si può trovare, determinano proprio dei prodotti che non hanno la possibilità di essere comparabili con quello che viene prodotto in altri paesi. Non sono replicabili e quindi questo favorisce certamente la fortuna delle nostre aziende. Sono made in Maniago. Andiamo allora in esterna con Davide. Sì, Valentina, stavamo parlando con Nicola Bonacci, presidente consorzio Coltelli INAI, proprio del coltello di Rambo, oltre che della spada di Braveheart, ma parliamo di cose serie invece, lo stato di salute del consorzio e del comparto attualmente. Buonasera innanzitutto. Il consorzio diciamo nell'ultimo periodo ha avuto un forte rilancio, stiamo cercando di spingerlo di nuovo sui mercati internazionali dopo purtroppo la crisi a livello mondiale che è scoppiata nel 2008-2009 e adesso ci stiamo riprendendo delle buone fette di mercato. Speriamo che il lavoro che stiamo facendo anche come diciamo promozione a livello internazionale continui a portare i frutti che sta portando sino adesso. Prima sentivo da studio che si parlava di valore del comparto del coltello, posso dire che le aziende del consorzio Coltelli INAI sono 47 aziende, 47-48 aziende, e mentre le aziende di tutto il distretto del coltello sono circa una settantina. Diciamo che i valori riferiti a tutto il comparto sono circa di 30-35 milioni di euro di fatturato
fatturato globale e spero che nel prossimo periodo possa incrementarsi ovviamente. Cosa resta dell'artigianato oggi nel settore, nel comparto del coltello? Beh, sicuramente gli artigiani come il signor Bruna, Grassiut, che saluto, che conosco molto bene, purtroppo non ne sono rimasti tanti. Lui fa parte di quelle che sono le eccellenze del maniaghese. Sicuramente però bisogna anche dire una cosa, che Maniago è riuscito a sopravvivere e si sta espandendo nei mercati esteri. Vedi il mercato tedesco, vedi il mercato soprattutto americano, dove l'anno scorso abbiamo vinto un prestigioso premio internazionale proprio in occasione di un evento fieristico e diciamo ci sono stati questi riconoscimenti proprio perché le aziende hanno investito fortemente in tecnologia, hanno investito in ricerca e sviluppo. Diciamo questa è la ricetta per poter competere sui mercati a livello globale in questo momento. Chi investe in ricerca, in sviluppo, in tecnologia sicuramente a casa porta qualcosa, non rimane indietro. Grazie. Allora, fra poco noi saluteremo qui in sala consigliare i giovani del calcio Maniago che ci hanno fatto compagnia, però per domani c'è scuola, devono andare a dormire, insomma, poi domani mattina la sveglia suona presto per loro, quindi grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia questa sera e fra poco li saluteremo. Parliamo non soltanto di coltelli ma anche di territorio e lo facciamo con una campionessa. A San Giorgio di Nogaro abbiamo conosciuto campioni legati a quel territorio, lì c'è l'Aussacorno e abbiamo conosciuto campioni di canoa, kayak e qua a Maniago non a caso, viste le colline, viste le montagne che ci circondano, abbiamo invece una campionessa di mountain bike, Chiara Selva. Buonasera Chiara. Buonasera. E io posso ritenermi solo che fortunata di vivere a Maniago. Sei espressione di questo territorio, ricco di percorsi incredibili che raggiungono persone da tutta Europa e anche da altre regioni italiane. Difatti, abbiamo la pianura e abbiamo anche i boschi e dei single track bellissimi e da praticare in mountain bike, a piedi, anche correndo a piedi. Viene parecchia gente anche dal Veneto che mi chiamano, conoscenti, portami a fare un giro sul Monte Jouf e quindi c'è di più di tutto. Perché particolarmente adatti alla mountain bike? Qual è la particolarità di questi percorsi? Appunto, ripeto, questi single track che puoi praticare la tecnica con la mountain bike, sì, quindi sviluppare delle capacità, il salto, lo scavalcare il sasso, tutte queste cose, la velocità in discesa. Hanno fatto dei trampolini per l'enduro, per parecchie cose che non è facile trovare in giro così facilmente, insomma. Si può fare ancora di più secondo te per promuovere il turismo, in questo senso, turismo sportivo? Tantissimo. Si può spaziare ancora quanto si vuole. Ad esempio, in che modo? Ma anche soltanto venendosi incontro, perché comunque viene percorso dalle bici, ma viene percorso anche dai pedoni, si può portare in giro dei bambini con le società, che qua a Maniago ancora non ce n'è, società ciclistiche per bambini. E niente, anche fare proprio dei percorsi solamente selezionati o per le bici o per i pedoni, che adesso è ancora un po' tutto un misto. I tuoi prossimi impegni agonistici? Ma è importante, diciamo, appunto l'italiano a metà luglio, che è sul Montello, e dopo c'è il Monte Prat, che a gennaio prossimo comunque, che fanno l'italiano di ciclocross, quindi su da Daniele Pontoni. Bene, grazie a Chiara Selva, grazie anche allora ai piccoli giocatori del calcio maniaghese. A te Valentina. Grazie Davide, grazie ai tuoi ospiti, sempre forieri di diversi spunti, anche quello di dedicare delle piste esclusivamente a chi vuole andare in mountain bike. Beh, certamente Chiara faceva riferimento proprio ad una ricchezza del nostro territorio. Il Monte Jouf, che è il monte che sta proprio alle spalle di Maniago, ha molti percorsi, sia per chi desidera andare a piedi che per chi vuole andare in bicicletta.
È necessario fare una regolamentazione, su questo stiamo avviando comunque un'attività per mettere un po' d'accordo anche i proprietari dei fondi con chi invece desidera usufruire di questi percorsi, ma certamente è una risorsa da sfruttare nel migliore dei modi. Allora andiamo di nuovo in pubblicità, torneremo fra poco, parleremo di tradizione tessile, parleremo dell'ecomuseo, degli eventi, della Proloco, insomma ancora tanta carne al fuoco. Friuli in Comune, parliamo questa sera di Maniago, abbiamo parlato dei coltelli, di quella che è la tradizione principale dell'economia locale. C'era anche un'antica filanda a Maniago, un'antica filanda che adesso è diventata una biblioteca civica, e c'è anche un'associazione, quella chiamata Le Arti Tessili, che vuole continuare a portare avanti questo messaggio. Sentiamo l'intervista raccolta da Monica Nardini. L'associazione Le Arti Tessili, lo dice la dicitura stessa, promuove l'arte e la cultura del tessile attraverso tutta una serie di eventi e di laboratori. Siamo qui in questa sede, alle mie spalle già ci sono le realizzazioni di questi corsi che costantemente si succedono appunto in queste stanze, alla presenza di diverse corsiste guidate da esperte che hanno conoscenze e competenze nei vari ambiti a seconda delle varie tipologie dei laboratori, perché qui si realizzano tappeti, arazzi con la tecnica del batik, poi si insegna la tecnica dell'intreccio per realizzare cesti e poi anche molto interessante, che piace molto anche ai giovani, la pittura e la tintura dei tessuti. L'associazione ha saputo in breve imporsi a livello internazionale. Certamente, è nata intorno al 1987, è nata a Udine, poi si è trasferita per un periodo a Montereale Valcellina e fino ad arrivare qui a Maniago, dove abbiamo peraltro una tradizione noi in termini di filande, no? Abbiamo avuto la presenza di filande di cui conserviamo il ricordo, gli stabili, i riattatti e quant'altro. Per cui ecco, niente di nuovo sotto il sole, ma continuiamo proprio anche a portare avanti la cultura della filanda, dell'arte tessile, oltre come sapete Maniago città delle coltellerie, la cultura dei nostri fabbri, del nostro artigianato, della nostra imprenditorialità, della nostra industria. Noi collaboriamo anche con le scuole per trasmettere ai giovani, alle giovani generazioni questo amore per la manualità e la creatività insieme, e collaboriamo sul piano addirittura nazionale con accademie d'alta moda e accademie di belle arti. Queste scuole diventano scuole partners per l'organizzazione di eventi importanti. Il nostro fiore all'occhiello però è il premio Valcellina, che è già la sua prossima 10ª edizione, quindi sarà anche una festa per noi, no? Un premio biennale ed è un concorso internazionale di fiber art contemporanea, quindi rivolto alle giovani generazioni di tutto il mondo, che noi coinvolgiamo su un tema. Nella nona edizione il tema di riferimento era il doppio, e su questo sono stati realizzati dei lavori meravigliosi da giovani artisti. L'età dei concorrenti e delle concorrenti non può superare il 37° anno di età. Ricordo che abbiamo avuto l'onore, il piacere poi di premiare una ragazza di 26 anni, quindi molto giovane, di Taiwan, che è arrivata da Taiwan a Maniago a ritirare il premio all'interno di questa festa. I primi premi in queste edizioni del premio Valcellina sono premi di sculture proprio, di opere, di manufatti che attengono all'arte tessile, che però intercettano proprio la contemporaneità e quindi che coinvolgono anche proprio la multimedialità. Si può già anticipare quale sarà il tema della nuova edizione? No, non possiamo dirlo. Ci tocca aspettare. Ci tocca aspettare. Sindaco, un altro modo per riscoprire e valorizzare l'artigianato? Certamente l'Associazione Le Arti Tessili è uno degli elementi di spicco, e tra l'altro il premio Valcellina veramente, e con la sua carattere di internazionalità, rappresenta uno degli elementi di punta per dare visibilità al nostro territorio, ma soprattutto, come diceva la Presidente Poggioli, rappresenta anche un modo per esprimere quella che è una capacità artigianale riproposta anche in chiave moderna, proprio con un design certamente all'avanguardia. Torniamo in esterna da Davide, in sala consiliare.
Valentina, sì, eccoci qua. Parliamo di natura e parliamo delle ricchezze paesaggistiche di Maniago e del Maniaghese. Lo facciamo con Lisetta Totis, vicepresidente dell'Ecomuseo, che invito a raggiungermi qua, e anche con il direttore del Parco delle Dolomiti Friulane, Graziano Danelin. Lisetta Totis, c'è un altro progetto di cui ancora non si è parlato questa sera, le mele antiche. Di che cosa si tratta? È un progetto che ha preso avvio circa 13 anni fa, perché si è capito che il nostro territorio aveva questa particolarità, e cioè era ricco di meli autoctoni che da sempre venivano coltivati e esportati addirittura all'estero. Andavano fino al nord, oltre l'Austria e più in su ancora, sono arrivati fin giù in Egitto. Quindi erano delle mele molto particolari perché avevano una consistenza, una durata notevole, e quindi sono state coltivate per lunghi anni. Ovviamente negli anni 60-70 si è cominciato un pochettino ad abbandonare questa pratica, e un gruppo di persone ha pensato che era bene recuperarla, quindi sia salvaguardare gli antichi meli, sia recuperare le loro cosiddette marze, quindi i giovani rametti, innestarli su meli selvatici per salvare le specie tipiche del territorio, quindi non hanno bisogno di grossi trattamenti, sono molto più sane, molto più genuine e hanno profumi che si erano un po' persi ormai. Quindi Dove le troviamo? Come facciamo per raggiungervi? sì, è un po' difficile trovarle perché le produzioni sono ancora molto limitate, però noi viviamo e lavoriamo in questo territorio, Maniago, Fanna, Cavasso, Meduno, Andreis e Frisanco. Ogni anno facciamo una festa in cui mostriamo tutte le piccole produzioni locali, e quindi abbiamo un sito, Amatori Mele Antiche, chi vuole contattarci, e noi siamo disponibili a dare i piccoli meli innestati anche alle persone che siano interessate ad averli. Quindi vi aspettiamo anche per le mele antiche a Maniago. Grazie, siamo anche con Graziano Danelin, direttore del Parco delle Dolomiti Friulane. Buonasera direttore. Maniago non è al centro del parco, ha comunque un ruolo fondamentale nell'economia poi di questa ricchezza. Certo, il Parco delle Dolomiti Friulane è qua a ridosso del Maniaghese, sono le montagne che si affacciano a Maniago, è un territorio che investe due province, sia la provincia di Pordenone che la provincia di Udine, territorio della Valcellina, da Andreis, Cimolais, Clautert e Casso, poi comune di Frisanco, Tramonte di Sopra, per arrivare fino a partire dalle sorgenti del tagliamento nei comuni di Forno di Sopra e Forno di Sotto. Un parco regionale è il parco più grande della nostra regione, che non ha un'importanza solo regionale, direi ancora di più europea, per allargarmi ancora di più mondiale, perché le Dolomiti Friulane è un sito riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e questo è un orgoglio per questo territorio, per l'elevato valore di biodiversità, di wilderness, quindi di selvatichezza che lo riveste. E le popolazioni di questi paesi sono riusciti a garantire una naturalità di questi ambienti, e adesso cerchiamo di fruire del territorio per dare anche un'occasione di sviluppo, di promozione a queste aree. Lo facciamo con iniziative le più disparate, soprattutto rivolte a far conoscere il territorio attraverso le visite guidate, attraverso programmi di educazione ambientale con i quali ci rivolgiamo alle scuole e alle famiglie. Per questo vi invito domenica prossima, 17 maggio, a Tramonti di Sopra, a una bella iniziativa dove promuoviamo le visite guidate del periodo estivo, la giornata di Play Parco, dove il Parco delle Dolomiti Friulane offre alle famiglie in visita da noi un'occasione per avvicinarsi all'ambiente, alla natura, e goderci assieme con le famiglie, giocando assieme. Ecco Valentina, altre due testimonianze importanti qui da Maniago, ci vediamo tra poco. Grazie Davide, allora abbiamo accennato all'Ecomuseo che si chiama Lissaganis, intanto che nome particolare? Beh, le agane erano delle particolari divinità, quindi un po' streghe, un po' esseri acquatici che vivevano proprio nei luoghi del nostro territorio, e soprattutto erano caratterizzate da questo gomitolo che è proprio il simbolo dell'Ecomuseo. Quindi questo Ecomuseo poi vuole realizzare
attraverso questo filo ideale l'unione di tutti i luoghi del nostro territorio che meritano di essere un po' visitati. Infatti non ha un luogo fisico, anche se l'intervista l'abbiamo realizzata nel Museo dell'Arte Fabbrile, ma è proprio un museo, diciamo, a cielo aperto, per così dire, perché vuole appunto raccontare tutte le particolarità e le cose importanti e belle che ci sono da vedere intorno a Maniago. Ha intervistato per noi la coordinatrice Chiara Aviani, la nostra Monica Nardini. L'Ecomuseo Lisa Ganis è nato nell'agosto del 2004, quindi 10 anni e un po' fa. È nato per volontà di un gruppo di soci che hanno fondato questa associazione che gestisce questo ecomuseo, soci che non sono persone fisiche ma rappresentano degli enti piuttosto che le scuole, piuttosto che delle associazioni culturali, che insieme hanno lavorato per creare una rete di soggetti che si prendono cura del patrimonio culturale del territorio, ma soprattutto della sua animazione, del far conoscere quello che si fa in un territorio in un atteggiamento prima di tutto di ascolto, capire quali sono le esigenze del territorio. Questo come viene poi concretizzato? Allora, concretamente vengono fatte una serie di iniziative che possono essere laboratori, mostre, incontri, passeggiate del camminare lento nei luoghi per imparare e incontrare le persone. Poi soprattutto c'è una grande fase di ricerca e documentazione che viene attuata grazie ad esperti locali e dove si cerca di coinvolgere il più possibile le comunità, i singoli soggetti anche attraverso dei tavoli di lavoro che si occupano di tematiche come ad esempio l'archeologia, piuttosto che gli antichi mestieri, piuttosto che percorsi legati alla natura, al buon mangiare, visto che è una terra comunque ricca di sapori e di tradizione. Tra le varie tradizioni ce ne sono alcune in particolare che state cercando di preservare? Tradizioni ce ne moltissime, se pensiamo solo al cibo, dalla pittina piuttosto che a tutte le lavorazioni del latte, piuttosto che alla lavorazione proprio del feltro. Ci sono un sacco di attività che stiamo cercando di portare avanti, addirittura esemplare è il mondo della scuola. La scuola di Polcenigo ha messo all'interno del proprio piano dell'offerta formativa la lavorazione del cesti, una tradizione che è ultrasecolare a Polcenigo, quindi rientra nel curriculum didattico dei bambini. Tra le prossime iniziative nel territorio di Maniago? Allora, intanto c'è questa bellissima mostra che è stata allestita grazie al contributo del comune di Maniago, che ha voluto mettere in mostra la vita contadina e quotidiana dei primi del Novecento. Il 17 ci sarà qui anche la presentazione di un libro sui cuochi della nostra pedemontana, che inizierà con una visita al museo in friulano, giustamente, e proseguirà poi con una degustazione di prodotti del territorio. Chi volesse magari più nel dettaglio avere informazioni su queste iniziative cosa deve fare? www.ecomuseolissaganis.it. Contattateci che ogni settimana vi mandiamo una newsletter con tutti gli appuntamenti del territorio. Anche questo sindaco è un bel esempio di collaborazione, no? Ne avevamo parlato prima. Certo, collaborazione fra enti, collaborazione fra comunità. La particolarità proprio dell'Ecomuseo Lisa Ganis è il coinvolgimento anche proprio delle persone che si fanno parte attiva per mostrare le tradizioni e i luoghi del nostro territorio. Simpatica anche la mostra sulla vita contadina, ancora visitabile mi pare. Sì, certo, e poi da questo prenderà spunto, come dicevamo prima, anche il centro di interpretazione che ha come filo conduttore proprio i mestieri. Fra cui appunto anche, i coltelli. Anche gli artigiani dei coltelli. Intanto li abbiamo lasciati qua in esposizione proprio per poterveli mostrare fino alla fine della nostra diretta, perché sono davvero degli oggetti particolari, anche molto preziosi, perché mi sono informata fuori onda sul valore e devo dire che al di là delle pietre preziose che li adorano, anche il lavoro insomma ha il suo valore. Allora, torniamo a parlare di eventi, torniamo a parlare di tutte le attività che ci sono a Maniago. L'abbiamo sentito prima da parte dei cittadini, ci vuole più aggregazione, se qualcuno si è lamentato. Allora abbiamo qua la Pro Maniago che può dire che in verità i momenti di aggregazione ci sono. Sì, sicuramente i momenti di aggregazione ci sono, poi magari per qualcuno bisognerebbe anche aumentare il numero di queste giornate, di questi appuntamenti. E noi come Pro Maniago da tempo diciamo che comunque la Pro Maniago è aperta a tutti e quindi chiunque voglia venire
da noi a proporre un evento, un evento sia culturale che musicale, noi siamo aperti e colgo l'occasione per dire che noi ci incontriamo comunque tutti i lunedì sera nella nostra sede, che è in via Umberto I 4, comunque dove c'era l'ex biblioteca, per cui chiunque può venire. Oltre a questo diciamo che comunque la Pro Maniago fa già comunque molte iniziative e collabora con il comune per quanto riguarda l'organizzazione di San Giacomo e Coltello in Festa. Quest'anno darà una collaborazione al comune per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Paraciclismo e poi però fa la tradizionale festa che è proprio organizzata tutta a cura della Pro Maniago, che è quella che parte diciamo ai primi di agosto con dei concerti che abbiamo denominato note di viaggio in luoghi caratteristici di Maniago con musiche da varie parti del mondo, e poi gli ultimi 2 fine settimana di agosto e la prima settimana di settembre con l'8 settembre ci sono questi 3 weekend in cui la piazza di Maniago si anima con concerti, mostre, chioschi, e anche lì noi comunque chiediamo la collaborazione e comunque molta ce l'abbiamo già da più associazioni possibili del Maniaghese, insomma. Ecco. Quali sono le attività principali che fate durante questa festa agostana? Diciamo che non c'è un'attività uguale tutti gli anni, cioè ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Escludiamo l'8 settembre che è il giorno che per tradizione chiude i festeggiamenti con la tombola e i fuochi artificiali, ma a parte quello noi nei weekend prima cerchiamo ogni anno di fare qualcosa di diverso, per cui concerti ed eventi. Stiamo in questi giorni stiamo diciamo chiudendo quelli che saranno gli eventi, per cui non possiamo ancora fare, non si possono svelare, non possiamo ancora svelare cosa faremo quest'anno. E probabilmente ma raccontiamo ci saranno... magari quello che c'è stato l'anno scorso, per dare un esempio anche di quello che succede. L'anno scorso abbiamo fatto, a nostro avviso naturalmente, 3 splendidi concerti, uno in località Coi, che è una località sopra Maniago Libero, uno nel parco comunale e uno che doveva essere al castello, ma purtroppo non siamo riusciti a farlo al castello perché quel giorno pioveva e abbiamo dovuto purtroppo ripiegare al Teatro Verdi. E poi abbiamo fatto un bellissimo concerto con la Zero Orchestra, un progetto con i giovani per appunto ascoltare band musicali giovanili nuove, dove c'era una giuria che poi li ha premiati, e questo è stato anche una serie di concerti itineranti che ha avuto il suo clou in piazza, ma poi sono stati fatti anche altri concerti nelle frazioni per animare appunto anche le frazioni, non solamente la piazza centrale, insomma, ecco. E poi oltre ai festeggiamenti agostani, diciamo comunque settembrini, abbiamo fatto la mostra dell'Albero Rispettoso, che riproporremo sicuramente anche quest'anno sarà la 4ª edizione, e quella è la mostra che facciamo in occasione del Natale, ed è una mostra fatta con alberi creati con materiali di riciclo e di riuso, quindi non il classico albero, però ci siamo accorti che è una cosa che piace molto, perché in questi anni abbiamo sempre avuto circa 1300-1500 visitatori, che per una mostra che sta su un mese non è male, insomma, ecco. C'è una sorta di sensibilizzazione anche degli studenti nei confronti di questo tipo di iniziative? Sì, a questa mostra partecipano le scuole, soprattutto le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di Maniago, ma anche hanno partecipato le scuole di Meduno e poi anche altre associazioni come l'associazione della terza età, perché appunto è sentito il fatto di arrivare lì e fare un albero in una maniera un po' diversa, insomma, ecco. Ricordiamo quali sono le date degli appuntamenti? Dunque, noi quest'anno collaboreremo appunto con il 5, 6, 7 giugno in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Paraciclismo, poi l'ultimo weekend di luglio per San Giacomo Coltello in Festa, e poi dal 21 di agosto fino all'8 settembre per quanto riguarda i festeggiamenti settembrini. E dopo a Natale faremo la mostra dell'Albero Rispettoso. Il programma di Coltello in Festa invece che cosa prevede? Ma sarà un programma molto articolato, ricordo le giornate 24, 25 e 26 di luglio. La prima giornata sarà una giornata dedicata ai contenuti, quindi ci saranno dei meeting e dei convegni
legati proprio al mondo dell'attività produttiva del coltello e del metallo. Ancora è bene non svelare diciamo, gli aspetti e i temi che verranno toccati, posso solo dire che l'anno scorso abbiamo toccato temi importanti come l'evoluzione dell'impresa artigiana e anche il tema del design. È anche l'occasione per attribuire il giusto riconoscimento alle tante imprese che ottengono veramente dei grossi risultati a livello internazionale. Ricordo che ci sono molte aziende che hanno dei riconoscimenti a livello mondiale. Le giornate invece di sabato e di domenica sono occasioni in piazza e in tutti i luoghi del centro storico proprio per poter non solo visitare da vicino questi gioielli e anche le nostre aziende più innovative, ma soprattutto anche per conoscere il nostro territorio e anche apprezzare le specialità enogastronomiche delle valli delle Dolomiti friulane. Quindi insomma, si unisce l'aspetto dell'artigianato anche con la promozione turistica. Con l'enogastronomia soprattutto, anche perché da come ci raccontava l'intervistata dell'Ecomuseo c'è una sorta di tradizione anche enogastronomica con alcuni piatti particolari. Beh, il nostro territorio è fortemente caratterizzato da specificità, si parlava di pittina, si parlava anche di cipolla rossa e cipolla rosa che è presidio Slow Food, da questo punto di vista è un territorio ricco. Quindi le offerte non mancano, i visitatori certamente avranno modo di apprezzare non solo i luoghi ma anche le nostre specialità che dai vari ristoratori sono rielaborate in modi molto vari. Andiamo di nuovo in esterna per un ultimo saluto perché ormai siamo in chiusura in sala consiliare, c'è Davide Sciacchitano con altri ospiti. Sì, Valentina, chiudiamo con lo sport, come si usa dire, e lo sai benissimo, nel telegiornale. Chiudiamo con il calcio e il basket. Cominciamo con il calcio. Conosciamo da vicino Luca Menegon, presidente del Ricreatorio Sportivo Maniago, che ha da lanciare una novità per quanto riguarda il mondo calcistico maniaghese. Sì, diciamo che non è una grossa novità perché la collaborazione con le altre società già esisteva, diciamo che è una novità perché l'abbiamo aumentata a una nuova società, adesso siamo tutte le società calcistiche di Maniago fanno gruppo per fare il settore giovanile assieme, quindi la nostra società gestirà gli atleti più piccoli e le altre due, il Maniago Libero e il Maniago, gestiranno dai giovanissimi fino agli allievi e le prime squadre per portarli poi in prima squadra per giocare ai campionati regionali o provinciali, quello che è. Noi invece come Ricreatorio gestiremo dai più piccoli, dai bambini di 5 anni fino a quelli di 12, fino agli esordienti. Ecco. Che annata è stata questo 2014-2015? Un'annata buona perché quando i ragazzi si divertono è l'annata buona, il nostro principio di base è quello di far divertire i ragazzini, insegnargli l'educazione e un po' di calcio, questo è quanto. E lei era presidente dei ragazzini, dei calciatori che abbiamo visto prima, grazie per averceli fatti conoscere da vicino. Conosciamo anche Giuseppe Agosta dell'Associazione Dilettantistica Basket Maniago per lanciare una iniziativa questa domenica, anche qui con piccoli giocatori del mini basket. Buonasera, sì, allora noi abbiamo un appuntamento importante domenica, 17 maggio, dalle 9:30 cercheremo di portare circa 400 bambini della provincia di Pordenone, quindi saremo tutti quanti qui in piazza, faremo non meno che una decina di campi da basket, avremo bambini dai 6 ai 10 anni, quindi un grosso appuntamento, una grossa veramente, cercheremo di fare al meglio ecco, per portare anche lo sport dei piccoli qui a Maniago. Lo sport tra la gente. Grazie a tutti allora, Valentina è tutto da Maniago, buona serata. Grazie Davide, grazie ai tuoi ospiti, un saluto affettuoso a tutti quelli che hanno partecipato, davvero un pubblico folto, anche i ragazzi del calcio Maniago, ci ha fatto piacere vederli lì così che scherzavano e sorridevano dietro le quinte. Noi siamo in chiusura, ricordiamo Sindaco quali sono gli appuntamenti più importanti, anche perché c'è un bel centro sportivo a Maniago che state cercando di sviluppare, di mettere in evidenza. Allora, parliamo anche del campione della tappa mondiale del paraciclismo, che così facciamo il sunto sulla data finale.
Beh, 5, 6 e 7 giugno vi aspettiamo tutti a Maniago, sarà un appuntamento molto importante a livello internazionale per vedere certamente campioni con la C maiuscola e soprattutto per assistere ad un evento sportivo di grande livello. Allora, in bocca al lupo al sindaco per queste attività e queste iniziative, grazie. In bocca al lupo al presidente della Proloco Francesco Pattanaro e grazie. In bocca al lupo e buon lavoro a questo punto, visto che continua a dilettarsi con i coltelli a Bruno Bruna, l'artigiano di eccellenza di Maniago. Grazie per essere stati con noi, potete rivedere le nostre puntate sul nostro canale di YouTube e sulla nostra pagina Facebook, si chiama UDI News. Noi torniamo con Friuli in diretta ogni giovedì alle 21.